nel primo V-Day, quello di Bologna dell'8 settembre del 2007, e anche nel secondo, quello di Torino del 25 aprile del 2008, ci sono figure istituzionali del Movimento 5 Stelle, come il vicepresidente della Camera Di Maio, che è con il nostro Celata. Dati qualche secondo di, come abbiamo visto, di ritardo tecnico, li sentiremo. Sì. Allora, sì, no, allora, è caduto l'audio, ma credo di essere, che siamo insomma in diretta con il direttore Mentana. Dicevamo, Di Maio è stato ospite questa mattina a Omnibus, ha fatto un riferimento al candidato alla guida del Partito Democratico, Matteo Renzi, che ha già sollevato qualche polemica, la battuta sullo stare al comune di Firenze, ma poi anche un'altra sul fare quello che dice Di Maio. Ma sì, buonasera direttore, prima di tutto, buonasera. Anche se non la sentiamo. Io prima di tutto ho ribadito una cosa molto semplice, che andare oltre, come oggi stiamo dicendo, significa andare oltre i liderismi di persone che in questi anni non hanno fatto quello che dicevano. Noi chiediamo un po' di coerenza alla classe politica, oltre questo terzo rappresentato da noi in Parlamento. Gli altri 2 terzi, incluso Renzi, anche alle loro prime uscite falliscono miseramente. L'affaire Cancellieri, per esempio, è stato un esempio. Noi abbiamo avuto i 3 principali candidati alle primarie del Partito Democratico che dicevano che si doveva dimettere. Uno voleva presentare una mozione, arriva Letta dall'ordine e poi alla fine Renzi ha obbedito. I renziani hanno votato per la fiducia alla Cancellieri. Questa è ipocrisia per noi e non ci sarà nessun interlocutore istituzionale in un'altra forza politica finché i partiti non faranno quello che dicono. Questo mi permetto di dire. Allora, noi continuiamo a non avere ritorno audio, quindi immagino che siamo ancora in onda. Sì. Volevo fare una domanda a Di Maio su un passaggio importante, quello della riforma elettorale. Qual è la vostra proposta? La nostra, ho capito bene, la legge... Riforma elettorale, sì. Allora, prima di tutto, noi siamo stati gli unici come forza politica a presentare una nuova proposta di legge elettorale che è ancora in discussione in rete, ma che si fonda sull'idea di ridare le preferenze, prima di tutto il diritto di preferenza ai cittadini. Contemporaneamente vorremmo capire loro, questi signori, che cosa vogliono fare, perché anche la proposta di legge D'Alimonte che era stata presentata hanno scoperto che svantaggiava e disincentivava le coalizioni, l'hanno modificata geneticamente e alla fine sia D'Alimonte che Renzi hanno detto che è diventato un super porcellum. Quindi finché loro non fanno capire agli italiani cosa vogliono fare, noi siamo pronti con una nostra proposta di legge, i cittadini la stanno discutendo, parola d'ordine, di nuovo le preferenze e rappresentatività prima di tutto. Adesso vi risentiamo, direttore. Ecco, benissimo. Allora, quello che volevo chiedere a Di Maio, ed è interessante sia per chi ci sta seguendo e, come dire, fa il tifo per i 5 Stelle, sia per chi la pensa diversamente, tutti si pongono lo stesso problema. A febbraio, alle elezioni di febbraio, il Movimento 5 Stelle si presentò alle elezioni dicendo non faremo alleanze con nessuno in Parlamento, e così è stato, e lo sappiamo che questo ha portato subito al fallimento del tentativo Bersani. Nelle prossime iniziative, nelle prossime scadenze a livello del Parlamento europeo, che sta per nascere con una prevedibile rappresentanza anche del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto quando ci saranno elezioni, voi punterete sempre a quell'obiettivo che, per carità, è giusto che qualcuno, che tutti possano sognare, ma che è molto impervio, del 51% per governare da soli, o pensate a una possibilità, dopo il primo passaggio che avete fatto, che state facendo in Parlamento, di una politica delle alleanze, chiamiamola così? Prima di tutto dobbiamo dire che il Parlamento europeo, il meccanismo delle elezioni del Parlamento europeo, non prevedendo coalizioni, non richiede alleanze in prima istanza. Noi ci presenteremo con la nostra lista, come tutte le altre forze politiche si presenteranno da soli con la loro lista e dovranno sostenere lo sbarramento da soli e non in coalizione, approfittando dei premi di maggioranza o degli sbarramenti più bassi come hanno fatto SEL e la Lega all'ultima tornata nazionale. Poi a questo si aggiunge il fatto che noi arriveremo in Parlamento e faremo decidere ai cittadini
a quale gruppo parlamentare iscriverci o non iscriverci e punto per punto voteremo le cose migliori da fare. Il Parlamento europeo ha una struttura un po' differente rispetto al Parlamento italiano, nel senso che portiamo avanti, è un Parlamento a proporzionale puro che trova le convergenze sui temi all'interno del Parlamento stesso, e poi il nostro obiettivo è portare un po' di riflettori su questo organo. Cosa sta facendo il Parlamento europeo in questo momento? Quanti italiani lo sanno? E quanto è centrale l'unico organo europeo che noi eleggiamo rispetto al Consiglio europeo e alla Commissione che non eleggiamo? Quanto è centrale il Parlamento? Noi pretenderemo anche questo, oltre a applicare i punti del programma che sentirete oggi pomeriggio.